Buonasera, bentrovati. Oggi parliamo di intonaci. Gli intonaci non sono certamente il primo elemento della costruzione storica veneziana che ci desta preoccupazioni rispetto alla stabilità degli edifici, però è un elemento che dal punto di vista urbano del paesaggio della città storica è un elemento determinante. John Ruskin diceva che la percezione dell'antico dipende dall'ultimo mezzo pollice di superficie in uno dei suoi scritti nelle 7 lampade dell'architettura. Come dargli torto? Se consideriamo l'evoluzione storica della città di Venezia e se ci limitiamo all'analisi e alle riflessioni su questa particolare componente costruttiva, ci accorgiamo che a partire dagli anni 80 del secolo scorso gli intonaci hanno avuto un grandissimo rilievo negli studi sulla storia del costruito materiale, al pari e forse di più rispetto a quanto è stato per le murature, a quanto è stato per le parti in legno che abbiamo affrontato durante l'ultimo incontro. Negli ultimi anni abbiamo avuto anche dei finanziamenti importanti per studiare questo tipo di componente della fabbrica. Ricordo la ricerca Corila, Comitato Ricerche Laguna dell'inizio degli anni 2000, che ha consentito, il responsabile allora era il professor Piana, di censire tutti gli intonaci o la maggior parte degli intonaci caratterizzanti la città antica. E poi ricerche più recenti condotte dalle università, non ultima che ha dato esito a una pubblicazione specifica su questo tema. La storia culturale degli intonaci veneziani evidentemente e più in generale delle superfici non a vista si intreccia inevitabilmente con una storia amministrativa che inizia probabilmente nel 1978, quando con la legge 457, molti di voi tra gli architetti se la ricorderanno, il tema del trattamento delle superfici esterne, quindi anche degli intonaci, viene relegato alla fattispecie della manutenzione ordinaria. E da lì comincia tutta una serie di successivi strumenti normativi che non hanno saputo evidentemente valorizzare il valore e quindi insomma, di questi elementi. La storia nazionale, la legislazione nazionale si intreccia poi con la storia locale. È del 1984 la legge 798 che si inseriva nel filotto delle leggi speciali, che devolveva, molti di voi se la ricorderanno, importanti cifre per il restauro delle case dei veneziani, chiedendo loro in cambio di rimanere a Venezia per la durata della convenzione che veniva stipulata sullo Stato. A ben guardarci, quella norma oggi possiamo dire che non ha prodotto gli esiti sperati, perché molte delle componenti storiche degli edifici dell'edilizia minore veneziana, tra cui gli intonaci, sono andati perduti e nemmeno la legge è riuscita a trattenere in modo, insomma, secondo quanto auspicato, i veneziani nella città. Di pochi anni successivo è il piano regolatore, che comincia il suo lungo percorso nel 1959 e arriva poi ad essere approvato nel 1999. La variante per la città antica rispetto agli edifici promuove la classificazione tipologica, che ancora oggi è vigente, dividendo la città in una serie di diversi edifici appunto per tipologia edilizia, ma rispetto agli intonaci non può far altro che fornire delle norme comuni a tutti i tipi edilizi. E quindi quella ricchezza tra marmorini, cociopesto,
intonaci a calce, che poi oggi vedremo più nel dettaglio, si perde. Il piano regolatore non è in grado di tutelarlo, indicando come criteri quello della traccia del color medio di un contesto, della traccia e del colore tipico. Sappiamo bene che sono concetti abbastanza aleatori che difficilmente si possono diciamo, farsi garanti di tutela. Se a questo aggiungiamo il combinato disposto che deriva dalla legge dell'84 che premiava il rifacimento di intonaci, capiamo che il mix è esplosivo. Subito dopo, nel 1999, fu promulgato il testo unico per i beni culturali che anticipò di qualche anno l'attuale codice dei beni culturali. Il codice dei beni culturali, recependo, essendo un po' nella scia della legge del 78, poco può rispetto alla tutela di queste parti dell'edilizia. Chiaramente non parlo dell'edilizia monumentale che ha una forma di tutela sua propria, parlo dell'edilizia diffusa. Ecco, introduce il codice, l'autorizzazione paesaggistica. L'autorizzazione paesaggistica inizialmente fino al 2009 gode di un regime un po' speciale, ma è col 2010 che sostanzialmente la procedura acquisisce forma, le soprintendenze vedono tutti i progetti, ma vedono i progetti che sono obbligatoriamente legati a dei percorsi autorizzativi, e gli intonaci non sono dentro, perché è considerato la modificazione degli intonaci fino alla sostituzione degli intonaci è considerata un'operazione sostanzialmente non a rilevanza paesaggistica. Fa eccezione il percorso per cui si modificano non solo i colori ma anche i materiali, ma questo è una conquista che arriva un po' dopo, arriva con l'abaco degli interventi, che è una riflessione che l'amministrazione comunale di Venezia fa insieme alla soprintendenza, la quale, chiedendo pareri legislativi, riesce a far valere il principio per cui la trasformazione di un intonaco ha rilevanza paesaggistica non soltanto se si cambia colore, ma anche se si cambia materia. E così, diciamo, sono state basate le premesse per sovvertire quella tendenza che è durata per molto tempo, per cui l'importante era non cambiare il colore, ma si poteva tranquillamente cambiare l'intonaco. Per cui abbiamo visto negli anni 80 a Venezia, negli anni 90, nella stagione dei risananti, che hanno avuto una fortuna limitata, ma abbastanza lunga abbastanza consistente da risultare dannosa. Ecco, questi intonaci risananti, incapaci di proteggere le murature dall'umidità, ma caratterizzati dalla presenza di importanti strati ad intonaco cementizio, mascherati poi da una finitura molto sottile che doveva richiamare il coccio-pesto, o consentitemi il coccio-pesco. Partiamo un po' da qui. Naturalmente siamo tutti d'accordo che gli intonaci storici hanno un ruolo importante nel caratterizzare il paesaggio storico urbano, a prescindere dalla tutela che un edificio può avere o non avere. Quindi la logica dovrebbe essere quella di cercare di superare quindi l'idea che se c'è il vincolo sono protetto, se non c'è il vincolo purtroppo ancora oggi la salvaguardia di queste superfici dipende in gran parte dalla conoscenza che se ne ha e dalla consapevolezza del ruolo che questo elemento riveste nella connotazione e nella formazione del paesaggio urbano storico. Abbiamo con noi oggi due relatori, Giorgio Berto, che è qui con noi, che ringrazio per la presenza, che è un esperto di stucchi, di intonaci, di lavorazioni a calce, è un artigiano che da anni lavora con una ditta che si chiama Unisve nel tentativo quindi non soltanto di preservare queste superfici ma anche di farle conoscere.
Non a caso Giorgio Berto ha svolto, anche interessato da numerosi progetti sperimentali anche per testare come variano gli intonaci in base al tipo di lavorazione, e quindi penso che ci potrà offrire uno straordinario spaccato di quella che è la sua attività su questi temi. Poi avremo la presenza anche dell'architetto Luca Scappin, che avete conosciuto la volta scorsa, che è un noto studioso di intonaci veneziani e che ci parlerà, doveva essere prima ma un problema di salute l'ha ritardato, ci parlerà proprio, diciamo, del carattere degli intonaci, diciamo, dal Cinquecento in poi. Per cui non mi resta che ringraziare nuovamente l'amico Giorgio Berto e dargli la parola. Grazie. Grazie a tutti di essere venuti. Aspetta, si sente? Boh, così meglio. Allora, io vi porto un'esperienza, un paio di casi che ho avuto nel mio percorso fino ad ora, che riguardano proprio delle attività particolari di restituzione di intonaci storici e che esaltano più come dire, la modalità con cui sono realizzati che la costituzione in sé dell'intonaco. Perché fin dall'inizio la nostra battaglia sta proprio nel far capire che l'intonaco è per un 50% una qualità dei materiali che si adopera, ma per il restante 50% è tutta manualità di come questi materiali vengono utilizzati. Parto nel fare una premessa che la mia conoscenza sulla calce arriva da una tradizione. Arriva da una tradizione che è quella di Mario Fogliatta, uno stuccatore veneziano che figlio di stuccatore, di tradizione di stuccatori che operavano in Venezia ma anche in Europa per produrre manufatti utilizzando il grassello di calce. E quindi la manualità che mi ha trasmesso lui ho cercato sempre di portarla avanti. Portarla avanti facendo appunto quelli che sono i marmorini da interno, insieme con un gruppo di collaboratori che per fortuna sta diventando sempre più numeroso, creando anche delle modellazioni laddove è possibile farle. E questa conoscenza mi ha portato a fare anche marmorini da esterno che invadono appunto il campo degli intonaci, e c'è un'affinità molto, molto stretta su questo. Poi ovviamente la nostra azienda si è sviluppata negli anni per fare ovviamente un po' di tutto, siamo entrati nel campo del restauro, ma questo è un altro argomento, ma vedete come anche nel mosaico, per esempio, il fattore intonaco c'entra con le malte di allettamento, per esempio, delle tessere di pavimentazione. Così come anche gli allestimenti nei musei. Da ormai 7-8 anni la nostra ditta si prodiga anche nei corsi di conoscenza degli intonaci insieme con l'ordine degli architetti, quindi ogni anno facciamo almeno 2 corsi in cui tutti, non solo gli architetti, possono partecipare e provare l'esperienza pratica di utilizzare la calce, mescolarla, prepararsi gli intonaci e applicarli nel migliore dei modi. Ma veniamo a un primo intervento che mi ha segnato molto, che mi ha costruito molto, devo dire, che è stato realizzato negli anni dal 2018-2020, che è in Campo San Polo. Questa è una foto d'epoca
dove ovviamente il restauro era ancora prima di essere effettuato. E è molto particolare questo intervento perché sono arrivato dopo che già altre ditte erano state interpellate per la ricostruzione degli intonaci, ma alla direzione lavori, nonché proprietaria dell'immobile, non era piaciuto come queste ditte avevano affrontato l'argomento e per puro caso è venuta a chiedermi di provare a fare qualche campione, e questa è la facciata in questione, che non è la facciata principale, ma è quella di sinistra lungo una calle che va verso il Campiello dei Meloni. E qui vedete l'immagine alla vostra sinistra, sì, della situazione con cui mi sono dovuto confrontare. Molteplici campioni eseguiti da altre persone per riuscire a trovare una tipologia di intonaco che potesse integrarsi e armonizzarsi con l'intonaco che invece è sull'immagine di destra, che è un intonaco costruito con un sottofondo di coccio-pesto e una superficie di marmorino con una pezzatura di graniglia di pietra d'Istria di 3 mm di spessore, in cui l'intonaco era mediamente dai 3 ai 4 mm di spessore, quindi in 8 mm ci si giocava tutto l'intonaco in due strati. E questo intonaco era molto eroso. Siamo in un palazzo del tardo Cinquecento e l'intonaco è pressoché originale e coevo con l'edificio. Non sembra che avesse avuto dei rimaneggiamenti, ecco, se non quelli ai quali mi trovavo di fronte. E la situazione era abbastanza particolare perché c'erano delle parti molto erose, con dei buchi, delle fessurazioni, e quindi una situazione materica molto vissuta di lavamento, a delle zone invece tipo sotto il camino o tutto sotto gronda, in cui la superficie era ancora sana, liscia, lucida. Vi faccio notare la differenza di colorazione che c'è tra sotto il camino, dove la superficie è ancora integra, e dall'altra parte dove non è sotto il camino, quindi fuori dalla protezione, che è molto più opaco. E questo è fondamentale come aspetto per la restituzione. Adesso vedremo come è stata fatta. Questo è un primo campione che ho eseguito sulla colonna, se vi ricordate il disegno che ho fatto all'inizio, che è stato intonacato completamente a coccio-pesto, e è stato fatto un intonaco con macinato di pietra d'Istria, appunto, no scusate, di Botticino quella volta, particolare, non industriale, lavorato da un'azienda che fa le lavorazioni ancora come tradizione, e è stato lavorato superficialmente con la tecnica di lavamento per quindi irrorato di acqua quando è finito, per poter tirar fuori il ruvido della grana, dell'inerte che è stato messo all'interno dell'intonaco. Oltre che è stata fatta una mescola anche con delle sabbie per ottenere la colorazione dell'intonaco che dovevo imitare. E questo apparentemente sembrava un buon risultato. Quindi è stato utilizzato nella parte dove c'erano le picchettature, sono state integrate le picchettature, e sembrava tutto filare abbastanza liscio, abbastanza tranquillo. Questo è un'immagine molto romantica di tutte le campionature che sono state fatte per trovare il colore dell'intonaco, che sono molteplici.
alla fine li chiamavo i Minions perché erano tutti piccoli, tutti tozzi, tutti giallini, e mi fa molto pensare questo, perché la signora con cui avevo a che fare in direzione lavori era molto scrupolosa e controllava le colorazioni in un modo maniacale. Quando le ho proposto la velatura come situazione di uniformità della superficie ad intonaco, che presentava quindi tante parti in coccio pesto che emergevano, quindi la colorazione dell'intonaco era maculata, era chiara da una parte per il marmorino, ma rosa dalla parte dove emergeva il coccio pesto. Quindi la soluzione che si prospettava era quella di integrare dove mancava l'intonaco con il marmorino e di velare il resto in modo da lasciarlo originale, ma con una colorazione che potesse dare uniformità di visione. E questi sono tre dei campioni che sono stati testati con l'intonaco nella parte più materica e la velatura nella parte più compatta e uniforme. La velatura creata sempre con lo stesso intonaco diluito e vagliato, cioè setacciato delle parti più grossolane, quindi in questo modo si ottiene una crema di calce con la quale si può pennellare e velare, cioè fare un film sottilissimo, quasi trasparente, al di sopra dell'intonaco eseguito. E questi sono i primi timidi interventi di ripresa sopra alle macchie di intonaco a coccio pesto che non avevo eseguito io, che mi sono ritrovato a dover mascherare, con questo intonaco calibrato in colorazione e quindi spugnato nella superficie per ottenere la matericità scabra dell'intonaco originale. Fatto sta che andando avanti con questo tipo di tecnica c'era qualcosa che distorgeva un pochino, che non accontentava l'occhio esperto della direzione lavori, seppur è una tecnica consolidata tra i restauratori, tra gli intonacatori che lavorano, che operano in questo mestiere. Ecco, qua vedete la prova di, si vede in quest'area qui l'integrazione scabra e in quest'area qui la velatura sul coccio pesto. No, l'ho messa dopo. In questa slide si vede da lontano come quel tipo di tecnica di intonaco e di velatura faccia un po' di luminescenza. Cioè l'intonaco originale ha questo dilavamento che lo rendeva opaco, estremamente opaco. Andando a velare, andando ad integrare con quella tecnica, avrei portato il tutto ad una luminosità eccessiva, troppo forte, non corretta, perché l'intonaco ormai si è sedimentato nella memoria con questo aspetto materico e opaco, e quindi era una strada che non abbiamo, ecco questa è una macro, non abbiamo portato avanti. Mi ha stimolato la direzione lavori a trovare qualche altra soluzione che potesse integrarsi in un modo migliore. In questa macro ecco, si vede l'intervento di ricostruzione dell'intonaco in questo lato qui e l'intervento di velatura sopra alla parte di coccio pesto. C'è da dire che la parte di coccio pesto era molto liscia. Probabilmente questo intonaco era stato eseguito in due momenti differenti, quindi il coccio pesto era stato steso e c'è stato un momento di attesa prima di fare il marmorino al di sopra, quindi nella consunzione il coccio pesto
ha mantenuto un po' la sua superficie di quando era stato realizzato in precedenza. Questo aspetto del degrado degli intonaci verrà approfondito molto anche da Luca Scappina, perché analizzare un intonaco storico fa capire molto bene anche le fasi di realizzazione dello stesso. Quindi abbiamo dimenticato una strada e stavamo cominciando a trovarne un'altra. Un'altra strada che ho intuito essere quella di non utilizzare l'acqua per poter dare l'aspetto materico all'intonaco, perché in qualche modo l'acqua agiva sulla calce come un diluente. La calce ha come solvente l'acqua, per cui quando io vado a mettere dell'acqua nella superficie di un intonaco vado a diluire la calce e quindi era come distenderla e rendere la superficie molto compatta utilizzando l'acqua. E questa compattezza evidenziava la luminescenza, la luminosità. Quindi ho detto andiamo a togliere l'acqua. Ed ecco che arrivano dei primi risultati. Vedete a sinistra il campione che è stato ricoperto con questa nuova tecnica e a destra c'è la nuova tecnica mista all'intonaco originale, che ci dava una risposta molto efficace, a parere almeno iniziale. La tecnica consisteva nel ridurre un po' la dimensione dell'aggregato all'interno della malta e lavorarlo con una metodologia particolare che vedete con la cazzuola da marmorino. Viene asportata la materia di taglio in modo da arricciarla su se stessa, in questo modo. Agendo poi a presa avvenuta con una spazzola per togliere via diciamo le asperità maggiori e renderlo molto più simile a quello che era l'intonaco originale. Ecco, vedete la sequenza della restauratrice che mi ha aiutato a fare questo intervento nel bagnare le piccole aree che necessitavano di essere, come dire, nutrite, riempite. Veniva messo giù l'intonaco in maniera puntuale, là solo dove serviva, veniva tolto l'eccesso pareggiandolo minuziosamente e veniva poi spazzolato il tutto con una semplice spazzola di saggina. Agendo in questo modo tutte le aree sono state integrate con un aspetto, vedete che qui in alto c'è l'aspetto dei primi interventi, mentre poi ci sono il resto dell'intonaco è stato integrato con questa metodologia che ha dato un bel risultato. Ha dato un risultato che comunque nel tempo rende visibile quello che è l'intervento dalla matericità originale dell'intonaco esistente, quindi non siamo andati a coprire quello che c'era, ma siamo andati solo ad integrare e renderlo, diciamo, uniforme in tutta la sua interezza. Vedete anche il taglio di luce nell'immagine a sinistra, la matericità è praticamente identica a quella dell'originale. Tutta questa esperienza fatta nel lato è stata utile per integrare anche nella facciata tutta questa colonna, compreso il camino, e quest'arco all'interno dell'oggetto principale del piano nobile, perché l'intonaco che insisteva in questa zona era degli anni 70 e non si integrava bene con il resto della facciata appena restaurato. Quindi abbiamo
è stato demolito l'intonaco che c'era negli anni 70, è stato integrato con un coccio-pesto che è stato lasciato asciugare un pochino e è stato aggiunto al coccio-pesto un intonaco di marmorino e sabbia in monostrato, quindi due stesure successive che potessero andare a rendere il piano compatto ed uniforme. Vedete a sinistra l'immagine dell'intonaco originale da imitare, che è stato imitato non con una miscela, ma con ben 3 miscele diverse. Quindi con queste 3 miscele diverse andavo ad aggiungere l'ultimo strato di intonaco, un po' a sentimento. La direzione lavori ci ha tenuto molto a insegnarmi questo termine, nel restituire una superficie che qui vedete molto materica, mossa e anche con quelle sfumature di colore che, se vi ricordate l'immagine della restituzione che ho fatto in precedenza, dava armoniosità a tutta la facciata, senza sfigurare o essere troppo, diciamo, invadente. Un'altra esperienza che voglio illustrarvi è quella del Castello di Roncade o Villa Giustinian, perché è un esempio di estrema cura nel riportare in luce un intonaco che anche descritto da Botter come i ritratti di Roncade sicuramente precedono di alcuni decenni quello famoso di Maser. Le nobildonne indossanti seriche vesti si stagliano sul fondo delle fasce verticali giallo e verdi alternate che formano lo sfondo della finta loggia con illusione perfetta che la corrosione dell'intonaco non riesce a sminuire. Qui Mario Botter, studioso di intonaci nel dopoguerra nella zona del Trevigiano, illustra quello che vede, che è questo. Da una foto d'epoca, Villa Giustinian era completamente affrescata in tutte le sue parti. Fuori dal loggiato, addirittura imitava il loggiato stesso che c'era nella parte centrale. E invece quello che ci troviamo di fronte a dover recuperare è pressoché niente. Le immagini che vedete sono prima dell'intervento, che lasciano intravedere assolutamente nulla, un intonaco con un ampio rifacimento in questo lato firmato con la data del primo dopoguerra, se non ricordo male, e il resto dell'intonaco sembrava essere quello originale, ma che ormai aveva perso praticamente tutto dell'affresco originale che lo ricopriva, se non in un paio di punti sotto la finestra che vedete qui al centro dell'immagine e sotto il balconcino appena al di sotto. Intonaci che sono stati prontamente consolidati, curati, puliti e stuccati per tentare di recuperare quel poco che esiste ancora delle immagini di tutto il resto della facciata che invece era andato perso. Qualcosa era rimasto sotto ai cornicioni di pietra, che è stato anche quello pulito e consolidato, ma c'era il tema di cosa fare per recuperare dove, vedete in queste immagini, dove l'intonaco non rappresentava più quell'affresco che esisteva fino a pochi decenni fa. Quindi lentamente abbiamo creato una malta intanto che potesse essere simile a quella
originale. Quella originale era di una sabbia locale, era un aggregato molto sottile, giallognolo, e quindi abbiamo ritrovato un mix di sabbie che, legate ovviamente alla calce, ci ha dato questa, diciamo, colorazione idonea per il recupero. E siamo andati a riproporlo, diciamo, seguendo quelle poche tracce che ancora si intravedevano. Non so se si vede fino da là in fondo. Ci sono dei segni che percorrono una sorta di arco in questa zona qui, e appena sotto al cornicione di marmo. Questi segni erano i segni di incisioni a fresco fatti con un ferro adatto, un ferro da segni appunto, che delineavano l'architettura del porticato. Quindi c'era una traccia di fatto che poteva darci una possibilità, quindi non di ricreare nelle pareti completamente tutto l'affresco, ma di restituire almeno la partizione architettonica, cioè le colonne e gli archi e la balaustra che componevano l'architettura delle facciate dipinte. Quindi siamo andati un po' minuziosamente ad aggiungere l'intonaco, andando a togliere l'eccesso sopra alla parte affrescata, che adesso vi descrivo meglio, e quindi con questo lavaggio andavamo a accompagnare l'affresco con una malta che andava leggermente sotto livello, perché con la spugnatura andavamo a rimuovere un po' di materia. L'intonaco originale rimaneva tal quale. Perché? Perché era stato lavorato in una maniera abbastanza, diciamo, forte. Era stato rasato a calce, il che vuol dire che prima di eseguire l'affresco con i colori, l'intonaco era stato lamato, un'operazione che si fa con degli strumenti particolari, come le cazzuole da marmorino, e viene utilizzata la calce per lisciare. Quindi c'è questa sovrapposizione di calce sulla malta sottostante che crea una vibrazione molto particolare e crea una superficie liscia e fresca da poter aggiungere il colore in modo che possa il tutto legarsi insieme come la tecnica dell'affresco vuole. Questa particolarità ha fatto sì che nel lavaggio l'intonaco nostro fresco si asportasse, lasciando assolutamente lavabile e integro l'intonaco originale. Quindi siamo andati con un'operazione unica di integrazione e lavaggio a consolidarlo, ma a lasciarlo inalterato. E qui vedete che tramite il ferro da segni, laddove mancava il segno perché andavamo a ricostruire l'intonaco, sono andato a rimarcarlo per così riuscire a capire anche se tutti i segni, i pochi segni presenti erano giusti per costruire un arco, perché il disegno non era visibile completamente, quindi bisognava un po' interpretare i segni per poter ricostruire, ecco qua vedete le partizioni architettoniche della facciata. Partizioni architettoniche che poi, siccome il segno non era sufficiente ad evidenziarle, avendo ritrovato il disegno su tutta quanta la facciata ricostruito in maniera fedele, a parere nostro, sia controllandolo con l'iconografia storica, sia seguendo pedissequamente tutti i segni che erano rimasti,
siamo andati a fare una velatura di calce su questo disegno architettonico per dare maggiore importanza a questa, diciamo, a questa costruzione marmorea fittizia. E qui vedete l'operazione di lucidatura della calce con un panno per fissarla alla superficie. Ed è interessante questo lavoro di velatura perché si rende evidente, ma come vedete da questa immagine, tutti i piccoli reperti colorati, ancora colorati, che c'erano nella superficie non sono stati coperti da queste operazioni per le caratteristiche di diciamo, trasparenza che la calce assume in determinate circostanze. Ecco, e questo è il risultato che è stato ottenuto da questo minuzioso lavoro, che ovviamente non riguardava solo l'intonaco, ma riguardava anche tutta quanta la loggia marmorea, ovviamente, tutti quanti i timpani con un'estrema accurata pulizia. Quello che avete visto è stato l'ultimo 20% del lavoro, perché l'80% del lavoro è stato quello di pulire, consolidare tutto l'intonaco e tutta la pietra che c'era, che era enorme come quantità. Ecco, io con questo concludo. Gli intonaci molto spesso rivelano dietro di essi un mondo fatto di sapere tecnico, fatto anche di forme che rimandano delle architetture, a veri e propri microcosmi materici che ben si integrano con l'architettura. Questo caso Foresto mi sembra che lo dimostri in modo, caso Foresto di architettura veneziana, lo dimostri in modo chiarissimo. All'architetto Scapin, che ringrazio di essere qui oggi, tocca un po' il compito di farci di mettere un po' ordine nella storia del costruito materiale e di raccontarci nascita, fortuna e sviluppi degli intonaci a partire dal Cinquecento che hanno avuto una maggiore diffusione a Venezia, che ancora oggi in molti casi riusciamo a vedere nella nostra città. Luca Scapin non ha bisogno di molte presentazioni, da studioso delle cose veneziane, se si può dir così, ormai da un po' di tempo, e con Luca abbiamo lavorato anche sul recente studio sugli intonaci, che ormai è del 2017, che si mette in sequenza rispetto ad altri studi che su questa tematica sono stati fatti. Per cui lo ringraziamo di essere qui e gli cediamo la parola, prego. Grazie Francesco, e vi ringrazio per la vostra partecipazione. Mi scuso per il ritardo, ma comunque recuperiamo. Io pongo una domanda: qual è l'interesse dello studio delle superfici di Venezia, ma anche in relazione al territorio italiano del nord-est? Venezia conserva molte tracce, diciamo, anche se ne andiamo in parte perdendo con i cantieri recenti, di molti periodi storici. E questo perché a Venezia sono stati elaborati nel corso del tempo anche degli intonaci particolari che hanno delle capacità tecnologiche di resistenza rispetto anche a un ambiente molto aggressivo come quello lagunare. E quindi, ma si può anche fare un parallelo fra ciò che si è conservato a Venezia e ciò che si è conservato nella terraferma dell'ex dominio di terra della Repubblica Serenissima. Perché Venezia ha fatto scuola, Venezia ha trasmesso le mode, le tecniche
realizzate in laguna nelle città e nei territori della terraferma, e quindi troviamo delle corrispondenze. Alcune fasi della storia veneziana in realtà le troviamo nella terraferma molto più documentate, e per questo è interessante anche fare un confronto. L'interesse di studiare le superfici sta anche nello sviluppare la capacità di leggere, di riconoscere i segni che li hanno prodotte, e non solo quelle che riguardano i materiali costitutivi, ma proprio le tecniche di produzione, i segni lasciati dagli strumenti usati dagli artigiani del passato, e anche riconoscere e distinguere quelli che sono stati i segni introdotti nel tempo dalle forme di degrado, dalle aggressioni esterne. Tutti questi segni ci danno informazioni e quindi in qualche modo parlano, però bisogna saperli leggere. La classificazione principale dell'intonaci si basa sul tipo di aggregato, per cui possiamo distinguere più chiaramente gli aggregati a base sabbia, a base di aggregato lapideo, componente lapidea, e a base di coccio-pesto. Quello che noi troviamo, la caratteristica che qui vedete rappresentata anche con le foto di scorcio, è che hanno questo effetto di riflessione della luce, di brillantezza, dovuto all'aggiunta anche di protettivi, di additivi in superficie applicati a fresco, e che danno anche questi effetti protettivi che hanno permesso anche di conservarli nel tempo e durare per secoli e secoli. In particolare vediamo un calce sabbia scialbato a calce, un marmorino bianco e un coccio-pesto lucidato. Per venire a una visione, come dire, generale, gli intonaci in sabbia hanno nel corso dei secoli sviluppato delle finiture di un certo tipo, da quelle policrome o monocrome del tipo Regalsier finto mattonato, o della monocromia rossa stesa a fresco, oppure delle tinteggiature a calce o miste a calce e olio. Ma poi esiste anche una finitura ancora più sottile stesa nelle superfici di muratura di mattoni levigati. Non solo, però la sabbia, uno strato di sabbia, dobbiamo sempre pensarlo come componente più complessa, nel senso che di un sistema più complesso, nel senso che può essere sì un monostrato che comunque non è mai stato steso a passaggio unico, ma è sempre almeno in 2 passaggi, se non 3. Gli spessori sono sempre sottili, perlomeno nei primi secoli, ma può costituire un componente di strati più complessi quando viene combinato con un coccio-pesto lucidato, facendo da fondo, o per un marmorino, oppure fa da strato intermedio, fa un fondo di coccio-pesto e uno strato di marmorino. Di questi tipi di finiture, di stratificazioni, si possono individuare delle cronotipologie. In particolare le stesure in spessore, quindi in monoaggregati in sabbia con policromie e monocromie, le troviamo che si esauriscono nel corso della seconda metà del Cinquecento. Le scialbature a calce in realtà caratterizzano un po' tutta la storia dell'edilizia, non solo a Venezia, per cui apparivano, ma adesso sono in parte leggibili, superfici bianche, mentre invece la sabbia come strato che si combina insieme a strati diversi di marmorino e di cocciopesti iniziano alla metà del 600, e questi sono elementi datanti nell'analisi di un intonaco, un criterio quindi temporale, cronologico. Per quanto riguarda i marmorini, non esiste solo il marmorino bianco, e così come non esiste il marmorino in generale, ma esiste il marmorino di ogni periodo. Perché cosa cambia? Cambia soprattutto la granulometria del marmorino di 5 e inizio 600, ha una granulometria grossa. A partire dalla fine del 600 si riduce sempre di più la grana, e fino ad arrivare a inizio 800 che è una granulometria molto fina. Questo anche per risparmiare nella componente lapidea, che ovviamente è costosa, ma aggiungendo invece dei fondi
a maggior spessore che vanno a compensare questo ridotto spessore del marmorino di superficie. Quando troviamo i marmorini colorati, sono invece caratteristici dei periodi successivi, in particolare dalla fine del Seicento, prima negli interni e poi negli esterni, e quindi troviamo nel Settecento marmorini rosa, rossi, rosati, gialli, neri e anche verdi. Il marmorino, vi dicevo, può combinarsi sia col cocciopesto come fondo sia con la sabbia. Di questi si possono anche qui individuare delle cronotipologie, per cui il marmorino in spessore ma anche come sottofondo di cocciopesto inizia nel 500, sottofondo di cocciopesto a metà del 500, quando ha la componente sabbia come fondo o come strato intermedio inizia a metà del 600 e la versione in marmorino colorato appunto è settecentesca o inizio 800. Per il cocciopesto anche qui abbiamo non solo una versione, perché anche questo ha avuto versione di policromia stesa a fresco in superficie. Vedete uno dei pochi casi rimasti nella foto in basso a sinistra. Molto predominante invece è una versione cinquecentesca del monocromo rosso su marmorino, ma domina invece il 600 il cocciopesto lucidato a vista, come vedete nella foto centrale verso destra, e poi il cocciopesto diventa predominante il suo ruolo di fondo di intonaci in marmorino. Per cui si compone anche qui con queste tipologie di cui si possono ricostruire le cronotipologie, quindi con individuazione della distribuzione nel tempo. Le superfici che hanno un'aggiunta di cromia si esauriscono anche queste nella metà del 500. Si esaurisce a fine 600 l'uso del cocciopesto lucidato a vista. Le ragioni non sono chiarissime. Certo è che, come dire, potrebbe esserci una componente di variazione di gusti, ma anche un componente tecnologica. Il cocciopesto che fa da sfondo al marmorino, o avendo anche lo strato intermedio di sabbia, è a metà 500 e a metà 600. Per cui ci sono una serie di cambiamenti nelle stratificazioni nel corso del tempo, spessori molto sottili che precedono il 400. Abbiamo spessori inferiori anche al millimetro, di cui ci sono vari casi, ma aumentano all'inizio 400, si arriva anche a 6 mm. A inizio 500, anzi diciamo a metà 500, l'introduzione dei fondi o sabbie o cocciopesti permette di arrivare a 1 centimetro di spessore, che poi più o meno stabilmente si arriva fino al 700, quando si raggiungono anche i 2 centimetri di spessore. Vi rendete conto che avere queste situazioni di spessori diversi e di stratificazioni diverse vuol dire avere anche delle azioni diverse nei confronti dell'esistente. Quindi percepire quanti strati ci sono e qual è la loro componente dimensionale. C'è un altro fattore che cambia nel corso del Settecento, nella prima metà del 7, ed è il cambio del tempo di stesura. C'è un passaggio tra la stesura a fresco su fresco, che è caratteristica di tutta la tecnica della stesura degli rivestimenti ad intonaco fin dall'antico, perché Vitruvio ce lo testimonia nel trattato, lo testimonia Alberti e altri trattatisti, e con l'inizio del 500 cambia la tecnica di stesura. Dal passaggio a fresco su fresco si giunge a una stesura a secco, cioè gli strati successivi vengono stesi a secco su quelli precedenti. Quali sono le buone regole dell'arte prima del Settecento? Oltre a quelle classiche della
bagnatura sufficiente del supporto, del tipo di impasto e di un grassello elegante, grassello di calce elegante di calce aerea, stagionato almeno 3 anni, come viene ripreso da tutti i trattati che poi fanno riferimento a Plinio il Vecchio, che le descrive come assoluta regola quella di avere almeno 3 anni di stagionatura, di cui adesso vedremo quali sono le caratteristiche, ma possiamo individuare in 4 punti le regole che sono caratteristiche anche di queste stesure pre-settecentesche, e cioè la stesura fresco su fresco, una insistita lavorazione della superficie nelle varie stesure, ma poi nella superficie finale, in modo da schiacciare gli impasti, ridurre sempre di più la porosità interna, stesure a strati sottili e la protezione superficiale di cui vi parlavo, che è fatta generalmente con additivi organici come saponi, cereoli, oltre che con lo scialbo di calce. Questo l'avevo già fatto vedere. Vediamo però più in dettaglio. Il processo di produzione del grassello di calce aerea parte dalla selezione del calcare e rientra all'interno di un ciclo, cosiddetto ciclo della calce, cioè la trasformazione dalla pietra iniziale attraverso 2 passaggi più importanti fino alla ritrasformazione in pietra nella messa in opera. Quindi nella cottura si trasforma il carbonato di calcio in ossido di calcio o calce viva con liberazione di anidride carbonica. Con l'aggiunta di acqua si ottiene un idrossido di calcio o calce spenta, che è quella pronta per l'utilizzo in cantiere, ma in realtà prima della messa in opera storicamente veniva adeguatamente allungata nel tempo la stagionatura. Cosa comporta la stagionatura? Vuol dire che nelle vasche che oggi qui vediamo nella versione moderna, ma storicamente erano diverse, le vasche ricoperte di acqua e quindi che proteggevano la calce viva, l'idrossido di calcio spento rispetto al contatto con l'aria, perché il contatto con l'anidride carbonica dell'aria avrebbe innescato la trasformazione della carbonatazione e quindi della ritrasformazione in pietra calcarea. Abbiamo una trasformazione in questo passaggio, in questa fase, abbiamo una trasformazione dei cristalli di calcite, che vedete qui rappresentati come prismi di grandi dimensioni che nel tempo, nella fase di stagionatura, si assottigliano e quindi permettono di accogliere dei filetti d'acqua nei loro intermezzi, creando degli impasti di un grassello molto più plastico, lavorabile e durevole nel tempo. Maggiore è la stagionatura, maggiore è la sua durabilità nel tempo e il ridotto è la quantità d'acqua che necessita nella fase di creazione dell'impasto. Quello che noi troviamo negli impasti in opera deriva in parte da questo processo di stagionatura, cioè queste inclusioni bianche che vediamo presenti in tutte le malte, sia quelli degli intonaci che quelli delle malte di allettamento delle murature, in realtà dobbiamo distinguerle in tre tipi. Quelli prevalenti sono grumi di calce, e cioè parte di calce che si è carbonatata prima della messa in opera, quindi è calce secca, perché è venuta a contatto con l'aria prima appunto della messa in opera, durante la stagionatura. Più raramente troviamo i grani incotti, cioè quelle parti di sasso che non si è cotto e che quindi ha perso solo una parte di acqua, ma non si altera nel tempo. Anche i grumi di calce non si alterano nel tempo, è solo calce secca che formano dei granelli, diciamo, stabili.
mentre sono instabili i grani stracotti, perché hanno avuto una sovracottura che se non viene trasformata nella fase di stagionatura, quindi una lunga stagionatura, diventano elementi che si idratano nel corso della messa in opera e quindi aumentano di volume, perché l'idratazione, lo spegnimento dell'ossido di calcio comporta un aumento di volume, una liberazione di vapori con appunto un aumento di temperatura, ma questi sono assenti negli impasti prima dell'800. La noncuranza degli impasti ottocenteschi, la velocità e l'assenza della stagionatura ha portato a trovare molte bollosità che si formano nelle malte messe in opera e che quindi erroneamente quelle sono correttamente possono essere chiamate calcinaroli o calcinelli o bottaccioli, mentre tutti quelli precedenti all'800 non sono calcinaroli, sono grumi, semplicemente grumi di calce stabili. C'è una caratteristica, ad esempio, che sottolinea Scamozzi nel 1615, una raccomandazione che lo fa ai carpentieri, anzi una lamentela per i carpentieri, per i capomastri del tempo, e cioè che il fatto che si viene trascurata il filtraggio dei grasselli, perché questi residui di grani incotti e di grumi di calce poi rimanevano appunto negli impasti. Scamozzi si lamenta e dice c'è che questa abitudine a non filtrare anche dopo la stagionatura. Ma comunque non sono elementi, come dire, che creano una forma di degrado, di rottura dell'impasto. Altro processo, altri fenomeni che dobbiamo sottolineare nel processo di carbonatazione sono i passaggi di stato, cioè dallo stato fluido al passaggio alla fase di presa di indurimento per raggiungere allo stato secco. È importantissimo per l'artigiano che voglia riprendere le tecniche tradizionali individuare la fase di presa rispetto a quella di indurimento, perché sono le fasi in cui può arrivare o a una stesura fresco su fresco o a una stesura a fresco. L'aggiunta di materia su uno strato ancora bagnato in fase di presa può permettere l'integrazione di degli due strati e che diventa una coesione, quindi non un'adesione ma una coesione. I due strati si integrano tra di loro. La verifica viene fatta tattilmente, oltre che visivamente, ma diventa una fase importante per avere il momento giusto in cui stendo a fresco su fresco lo strato successivo su quello precedente. Mentre se devo stendere una finitura protettiva, policroma, decorativa, ragiono in termini di stesura a fresco, cioè quando sono già nella fase di indurimento, quindi non modello più lo spessore dello strato, non è più modellabile, ma posso solo avere il vantaggio di legare l'acqua di calce che è venuta in superficie durante questo processo iniziale di carbonatazione, posso aggiungere materia che viene fissata dalla calce in superficie e quindi si parla di affresco anche. Per evidenziare cosa succede in questa stesura fresco su fresco, i colori indicano la fase di presa, quella arancione, la fase di indurimento e poi lo stato secco. Nel passaggio a fresco su fresco, da uno strato, la stesura di uno strato successivo all'altro, all'interno della fase di presa di quello precedente, permette di allungare i tempi di presa degli strati tra di loro. Il secondo aumenta il tempo di presa del primo e tutte e due è come se viene ristimolata la fase di presa anche del primo. Così si aggiunge un terzo strato, si allunga la fase di presa di tutti e tre gli strati. Questo è il vantaggio di poter lavorare con tempo più lungo l'intero pacchetto dei tre strati stesi in successione. Un'altra evidenza di questo ce l'abbiamo nelle sezioni stratigrafiche, dove
vedete che la linea che separa diciamo, un materiale dall'altro, un tipo di aggregato dall'altro, è più evidente nella separazione fra il marmorino e il cocciopiesto nella foto in alto a destra, è una linea irregolare, indicativa del fatto che i due strati si sono integrati fra di loro. Integrati perché la stesura fresco su fresco permette questa coesione fra i due strati e l'integrazione anche degli elementi. Possiamo anche individuarli negli altri elementi con il cambiamento di dimensioni dell'aggregato, della stesura a strati in sabbia, da sabbia più grossa a sabbia più fine, oppure a strato più grasso, oppure negli strati di cotto. Nella foto in basso a destra vedete uno strato a cotto a grana grossa e un cotto a grana fina. Quindi capite le differenze che si manifestano con questa tecnica, che si può anche evidenziare, ad esempio, con la stesura a fresco di finiture di superficie di intonaci storici a sinistra, scialbatura a calce o monocromia rossa su cocciopiesto, e stesura a secco invece nelle finiture che diciamo diventano più diffuse a partire dall'800 e che però creano la forma di degrado più specifica, il distacco, la separazione degli strati tra loro. I bordi netti poi sono legati alla rigidezza anche delle componenti che legano all'interno, perché non sono componenti solo dileganti a calce, ma anche altri componenti, soprattutto a base di resine. Ora, questo determina delle forme di collasso più evidenti. La stesura a secco determina separazione di tutti gli strati e la mancanza, anche una ridotta compattazione degli strati, determina anche una possibilità anche per i sali di disgregare l'impasto all'interno anche degli strati di fondo. Vi dicevo dei protettivi. I protettivi storici sono l'olio di lino, la cera, che può essere combinata tra cera d'api e cera carnauba a partire dal 500, il sapone, di cui vedremo degli esempi di utilizzo. Ma questi effetti di riflessione, non solo di protettivo ma anche di riflessione della luce, li possiamo individuare attraverso i termini di lucidatura. Quindi una lucidatura a ferro che è meno, rende una superficie meno idrofobica rispetto a una lucidatura a sapone, oppure a una lucidatura a olio. La lucidatura a cera risulta quella che dà l'effetto più maggiore di idrofobicità. Poi ci sono le lucidature più semplici a calce rasata e calce a olio. Nelle sabbie storicamente utilizzate a Venezia si adottava usare le sabbie di duna e questo ci viene da più elementi. Gli altri tipi di sabbie sono sabbie, quelle di duna, a tonalità più chiara, a differenza delle sabbie di cava che comunque hanno questa tonalità chiara dovuta alle presenze argillose, ma molto differenti sono rispetto alle sabbie di fiume che hanno una tonalità più scure, più grigie, e che però vengono introdotte solo nel Settecento. Un elemento che ci indica la presenza della sabbia sono questi elementi che troviamo praticamente in tutti gli intonaci, ma anche le matte d'allettamento, sono i frammenti di bivalve, diffusi un po' dovunque, interi oppure spezzati, e lo stesso Scamozzi ci dice che qui a Venezia si adoperano comunemente le sabbie che si tolgono nelle secche dei tre porti, nello sboccare del mare. Ma anche il capitolare dei Renaioli ci dice che le sabbie, i sabbioneri erano quelli che avevano gli unici che avevano il diritto di portare le sabbie, fornire di sabbia alla città fino all'inizio del Settecento. Dopo viene liberalizzata e vengono introdotte altri tipi di sabbie, ma il capitolare del 300 ci dice che prendere le sabbie da San Rasmo fa beneficio alla laguna. E era la zona della bocca dei tre porti, quella che prima della costruzione delle dighe foranee lasciava esposta al mare l'isola di Sant'Erasmo
e creava 3 bocche di porto, che era l'ingresso principale alla laguna, anche di tutta la marineria, sia mercantile che militare. E quindi togliere la sabbia da questi luoghi che si interravano perché portati dalle correnti alto adriatiche, portavano i sedimenti dai fiumi che sfociavano a nord della laguna, portava beneficio alla laguna, ma è probabile che le sabbie che si prendevano qui non fossero quelle direttamente a contatto con l'acqua, ma fossero quelle delle dune, ovviamente dilavate nel tempo, erano solo litorani dunosi, dove la sabbia veniva appunto pulita dalle piogge. Venendo alla formazione degli intonaci, questi intonaci sottili pre-cinquecenteschi, possiamo dire che il profilo più prevalente è quello a battente, che è quello o a scivolo, quello a sinistra, mentre un profilo a forma a V viene utilizzato nel corso del 400 e anche del 500 come giunto di aggrappo degli intonaci che iniziano ad acquistare un certo spessore. Il profilo a U è più raro, sono tutti i profili che venivano utilizzati anche con semplici strumenti da cantiere come chiodi ricurvi, oppure con modine di legno o altri elementi in metallo, anche la cazzuola. E qui vediamo un paio di esempi. Vedete che mettono in evidenza anche altre varianti come una convessità centrale del giunto rispetto alla stilatura di bordo, e questo per evidenziare come si rappresentava su questi strati prima molto sottili, poi via via di maggior spessore, che raggiungono appunto nel corso del 400 quello di qualche millimetro, il finto mattonato, la finta tessitura muraria, dove a fresco si stendeva il fondo rosso, si segnavano le fughe orizzontali e poi venivano ribadite più sottili con colore bianco, quelle orizzontali, più larghe quelle verticali. E qui vediamo un esempio, come dire, già della seconda metà del 400. Un confronto, e sono intonaci, come dire, che hanno avuto una resistenza minore proprio per il loro spessore ridotto, ma un confronto con la terraferma ci fa ricostruire in qualche modo la loro evoluzione. Distinguendo però tra ciò che è finto paramento tessile, che va a imitare una geometria ricreata sui tessuti e che quindi è indipendente in realtà dalla tessitura inizia negli interni e poi viene riprodotta anche negli esterni, ed è riconoscibile dal fatto che vengono costruite queste quadrettature con appunto delle incisioni a scacchiera, riconoscibili attraverso dei reticoli ottenuti con la battitura del filo oppure con le incisioni, distinguibili da quelle che sono invece un finto paramento laterizio, che è invece caratterizzato dal riprodurre le finte fughe. Solamente nel 400 si giunge a una compenetrazione dei due schemi decorativi. Il finto paramento laterizio accoglie le decorazioni, diciamo, a scalettate del finto paramento tessile con le losanghe iscritte anche nel finto paramento murario. Altre modalità di rappresentare materiali invece più nobili erano i finti paramenti lapidi, dove vengono rappresentate le bugne con spessori diversi, anche con finte ombre. Questi sono esempi di interni dove le pareti erano in realtà suddivise tra una fascia basamentale con finti tendaggi generalmente, una fascia sotto solaio decorata a forme vegetali, e di cui vedete qui le tracce del tracciamento
della quadrettatura per costruire queste figure scalettate. Lo stesso troviamo nel 300 la costruzione di questi finti paramenti tessili, di cui troviamo anche qui la presenza delle quadrettature rosse o incise per la loro costruzione, mentre invece il finto paramento murario ha prima un aumento dello spessore, da spessori molto sottili, 2-3 fino a spessori che tendono poi permettono di, come dire, non avere più questo rapporto morfologico con la muratura, perché schiacciando i giunti in realtà crea un rapporto, una trasparenza morfologica della tessitura muraria. Successivamente, nella seconda metà del 400 e soprattutto nel primo 500, si inizia a perdere sempre di più questo rapporto con le fughe della tessitura muraria, fino a disegnare le finte fughe semplicemente col pennello, senza nemmeno incisioni. Si hanno poi ripartizioni diverse alternando finti mattoni di costa oppure a filari omogenei, oppure alternando filari a mattoni di coste o tutti i mattoni di testo, ovviamente che non rappresentano la vera tessitura muraria, oppure anche schematizzazioni a zig-zag, distribuendo le fughe verticali in modo da avere questi disegni a zig-zag che sono caratteristici del Friuli. Dalla monocromia si giunge alla bicromia, come vi dicevo, nel 400, quando viene assorbito lo schema decorativo del finto paramento tessile. Dalla bicromia poi alla tricromia, quando si mette un elemento centrale di colore diverso, che in realtà, come dire, fa riferimento al schema decorativo di Palazzo Ducale, che però nasce come finto paramento tessile. Possiamo immaginare tutte queste facciate come campite fino alla metà del 400 da un finto paramento murario, all'interno di queste cornici che inquadravano invece le aperture e poi le fasce di marcapiano o di sottogronda. Nella seconda metà del 400 vengono introdotte altre forme decorative. L'aumento degli spessori degli intonaci permette di stendere colori, più colori e quindi ottenere più disegni. Iniziano a rappresentarsi le tappezzerie con schematismi diversi o rappresentazioni di finti marmi o anche di tessuti orientali. Mentre prima erano solo queste cornici delle finestre che avevano uno spessore maggiore, perché lo spessore maggiore permetteva proprio la distribuzione della policromia. Lo spessore sottile non dà il tempo di stendere i colori. Lo spessore maggiore, di più di qualche millimetro, permette invece la stesura dei colori a fresco e quindi di fissarlo meglio. Con il 500 si rappresentano anche finti ordini architettonici e poi soggetti a tema diverso, storico, religioso o mitologico, di cui a Venezia sono rimasti pochi esempi, mentre ci sono molte città della terraferma che invece conservano questa caratteristica, che era proprio delle città denominate urbs pictae. In alcuni casi questa stesura delle policromie era preceduta dalla stesura di uno strato preparatorio che aveva delle graffiature necessarie per far aggrappare lo strato da affrescare, quindi in modo tale da avere una superficie più omogenea e in modo da poter anche lavorare a giornate per il maestro frescante, per cui possiamo avere schemi di questo tipo, graffiature diagonali, oppure anche di graffiature ordinate come queste diagonali che formano dei rombi. Venendo ai marmorini invece, che diventa l'intonaco introdotto con le mode che riprendono la cultura classica. A Venezia però diventa
un intonaco molto molto sottile. Vengono recuperati i materiali di scarto delle lavorazioni della pietra, quindi mentre la cultura classica privilegia il rivestimento lapideo o marmoreo, in realtà il marmorino che simula la pietra diventa l'occasione per poter riutilizzare lo stesso materiale lapideo, ma legato con la calce diventa finzione del materiale lapideo levigato. Quindi essenzialmente composto dalla pietra d'Istia, che è il materiale principe utilizzato a Venezia a partire dal 400. Oggi può essere sostituito dal biancone di Verona, ma anche da altri marmi calcarei. E una lunga lavorazione per compressione, per cui si ha un orientamento omogeneo delle scaglie prodotte queste scaglie appunto della lavorazione della pietra, e poi il trattamento finale che va a proteggere queste superfici e quindi a chiudere un po' la porosità superficiale. Una caratteristica che troviamo in tutti i marmorini, perlomeno dalla fine del 500 in poi, nelle parti più conservate, è di avere questa striatura leggibile in superficie, che è indicativa in realtà del materiale e dello strumento. Con Giorgio abbiamo fatto delle prove per capire com'è possibile ottenere una superficie con striature quando sappiamo che era levigata a cazzuola a fresco. L'unico modo era, tra le prove fatte, quindi con sapone, con olio di lino, eccetera, era la cera. La cera, che è un materiale corposo, stesa a fresco, a pennello, permette di lasciare queste striature, che vengono quindi fissate dalla calce e si mantengono nel tempo. Questo è un intonaco che è della fine del 500, così come questo è un intonaco che è del 700, inizio 700. In tutti gli intonaci che troviamo sembra esserci questa caratteristica, marmorini. Quindi sembrerebbe la prevalenza della cera come protettivo dei marmorini, che diventa anche un fattore di durevolezza di queste superfici. Per quanto riguarda invece la tempistica, la stesura a secco, che troviamo a partire dalla metà del 700, è identificabile con questa presenza di graffiature nel fondo, ad esempio in Cociopesto. Un marmorino steso a secco su questo fondo è agevolato dalle graffiature, ma come dire, vengono preparate a fresco del Cociopesto. Quindi non c'è più l'integrazione, coesione che abbiamo visto all'inizio, ma una adesione dello strato di marmorino sul fondo. Per quanto riguarda il Cociopesto, ha la caratteristica di sviluppare delle proprietà idrauliche all'impasto e che sono leggibili, come dire, si sviluppa quindi un ulteriore legame tra i grani di cotto e il legante calce, perché attorno a ogni grano di cotto si forma una reazione idraulica, che è questo orlo più chiaro che notiamo attorno a tutti gli elementi di cotto, crea quindi una struttura ulteriore. Questo si sviluppa anche in assenza di aria, per cui è considerato appunto un impasto idraulico. Cociopesto lucidato aveva sempre la caratteristica, come marmorino, di essere lungamente lavorato e trattato alla fine con olio o sapone o cera. Ma è più probabile, da quello che appare nei documenti, che fosse preferito almeno 2 mani di olio di lino. Domanda e olio è una caratteristica che ricorre nei documenti. Per cui quando troviamo strati che appaiono finiti, diciamo ben conservati a sinistra, in realtà possiamo avere anche situazioni di destra di cui dobbiamo individuare qual è la loro origine, se svolge un ruolo di fondo o se svolge un ruolo di intonaco che sia eroso come quello di sinistra. E veniamo, tra tutte queste forme decorative anche di superficie, di colori della superficie,
si può costruire una cronotipologia utilizzando queste categorie, cioè le sequenze di finiture o cromie di quelle che vediamo, la versione in policromia, in sabbia finita a calce, quindi che appare bianca, la pietra come rivestimento, quindi bianco, il marmorino bianco e il coccio-pesto, di cui sono state ho individuato 11 tipi di sequenze, messe in relazione al ruolo del fronte, un ruolo primario o secondario o terziario, e il tipo abitativo a livello di edilizia appunto residenziale, palazzetto, palazzo, casa, casa collettiva, casa schiera. In questa tabella cronotipologica per i 3 secoli del 500 al 700, queste sono a sinistra le 11 sequenze dei 3 tipi di fronti con il ruolo. Le sequenze, vediamo che il tipo palazzo ha generalmente, è l'unico che presenta la facciata, può presentare la facciata in pietra, ma può avere le facciate secondarie in marmorino e anche in sabbia scialbata a calce. Mentre solo nell'edilizia minore troviamo le versioni di tutti i fronti scialbati a calce, in sabbia. La versione in policromia può essere mista, sia per i palazzi, sia per le case collettive, le case a schiera, le case singole, ma si esaurisce nel 700. E la versione con la facciata principale in coccio-pesto e eventualmente altri fronti, ma si esaurisce con il 600, mentre invece tra il 6 e il 700 inizia a prevalere e a dominare sempre di più la finitura a marmorino. Per tutte le tipologie edilizie. Vediamo alcuni esempi. Queste sono case a schiera in Calle del Rielo, dove la facciata principale aveva la policromia su sabbia, di cui vediamo un residuo rimasto in basso a sinistra, ma la fronte opposto, che era su uno spazio privato, il giardino Savognà, era semplicemente scialbato a calce. Per il coccio-pesto si considera intorno alla metà del 500 l'intonaco di maggior resistenza rispetto agli fronti esposti a nord e nord-est, cioè quelli battuti dai venti freddi e secchi di tramontana, la bora. Per cui c'è quasi una polarizzazione degli edifici, e cui troviamo, ad esempio lo stesso Sansovino nelle case Moro, utilizza il coccio-pesto per rivestire i fronti a nord e a ovest, mentre il fronte principale su fondamenta è in policromia su sabbia. Una versione di palazzo con tutti i fronti in marmorino bianco, siamo nella fine del 500. Nel 600 inizia a diffondersi il marmorino anche nell'edilizia minore, ad esempio nelle case a schiera del Borgo Logo San Lorenzo. E quindi abbiamo nel fronte pubblico con marmorino e fronte privato con intonaco in sabbia scialbato. Lo stesso nelle case Rizzi troviamo il coccio-pesto a nord o a est e il marmorino su fronte pubblico, su fondamenta, ma nel 700 interi fronti di marmorino possono caratterizzare anche l'edilizia collettiva, ad esempio delle case della Scuola Grande di San Rocco. Quindi capite che non è univoco la scelta dell'intonaco né per periodo né per tipo edilizio. Veniamo a altre caratteristiche del linguaggio, in particolare per i fronti, diciamo, classici dal 500 in poi, e cioè l'utilizzo delle fasce orizzontali, queste sottolineature che legano gli elementi dei fronti, le angolate che invece caratterizzano gli estremi verticali, oppure i risvolti e i voltatesta che invece corrispondono alle facciate che rigirano sui lati. Si possono caratterizzare per tipo di tecnica, per cui può esserci una fascia piatta delimitata da incisioni, che può avere un cambio di cromia sulla superficie oppure una semplice lavorazione, può essere una fascia in sporgenza di intonaco,
o può essere una fascia in sporgenza di muratura su cui viene applicato l'intonaco, oltre alla versione poi in pietra. Vediamo degli esempi. Ovviamente sono fasce che vogliono riprodurre le listature lapidee diciamo più costose utilizzate soprattutto nei palazzi, e anche queste si possono individuare solo a partire dal 600, mentre il 500 ha generalmente campiture omogenee senza suddivisioni. Un abaco, per rendervi un po' l'idea della quantità, ma non è solo questa, delle variazioni. Ovviamente si vogliono riprodurre le finte lavorazioni della pietra, e quindi venivano utilizzati sia gli stessi strumenti utilizzati per la pietra, la martellina, la bocciarda, ma anche strumenti più semplici come i tasselli con i chiodi inseriti in forma regolare oppure disomogenea o con teste di chiodi diversi. Per cui dalla tecnica fascia piatta possiamo vedere anche l'intenzione di riprodurre le finte bugne con le cordelline, oppure le finte ombre di sporgenze che non ci sono, con colori diversi. Possono rappresentare anche in sporgenza colori contrastanti fra il rosso di fondo e il bianco, o il rosa e il bianco, e soprattutto vedete come si consuma lo spigolo superiore, dovuto all'acqua di lavamento. Questo ha portato a introdurre tra la seconda metà del Settecento e l'inizio dell'Ottocento un accorgimento, cioè quello di far avanzare la campitura superiore su quella inferiore, anche al di sopra della fascia. E quindi in questo modo non si consuma lo spigolo, e lo vedete qui nei profili di rottura. Per cui è anche questo però un elemento in qualche modo datante a questo periodo. Sembra stato introdotto molto tardi e poi abbandonato, anche perché poi non lo ritroviamo più dopo la metà del Settecento. Quindi il profilo può essere detto un po' a scandole. Qui vedete riproduzioni di finte lavorazioni lapidee, e poi invece sporgenze di muratura anche con colori diversi. Nel Settecento vengono introdotte anche per le fasce colori diversi, quindi usando pigmenti oltre al materiale lapideo, per ottenere toni gialli, toni neri, però si possono creare anche delle gerarchie fra tipi diversi di fasce, e quindi posso evidenziare innanzitutto prima la fascia marcapiano, se faccio avanzare la muratura. In seconda battuta posso enfatizzare la fascia che sottolinea i davanzali, e in terza battuta posso sottolineare le imposte degli archi o degli architravi. Quindi capite che c'è anche qui un linguaggio da comprendere, un gioco nelle sporgenze delle fasce. Per quanto riguarda i risvolti, anche questi e gli angolati si caratterizzano per la tecnica, la stessa diciamo di prima, angolate piatte, angolate con differenze di livello, angolate con sporgenze di muratura e poi angolate lapidee. Con una varietà di cui adesso vediamo alcuni dettagli, perché le angolate piatte possono essere evidenziate semplicemente da incisioni, o cambiamento di lavorazione della superficie, per cui una finta martellina si distingue rispetto a una lisciatura omogenea, oppure un dislivello in negativo dell'angolata rispetto alla campitura adiacente. Angolate che possono essere evidenziate anche da bugnati, finti bugnati, con le loro cordelline e profili a denti, a pettine, e angolate che possono essere evidenziate o diciamo costruite con l'intonaco che si sovrappone sulla pietra, quando i conci lapidei hanno profondità diverse, e l'intonaco quindi regolarizza l'angolata e rende l'angolata lapidea, quando invece può essere un'angolata interamente lapidea sporgente, come nel caso centrale. Il risvolto può essere di tipo regolare, con profondità molto ridotte, generalmente di un spessore murario poco più,
con cambio quindi di intonaco, di rivestimento tra la facciata e la facciata secondaria, quindi che diventa un intonaco di minor valore, dal marmorino ad esempio all'intonaco in sabbia scialbato, ma può avere anche il risvolto un profilo irregolare, che in realtà è un risvolto tecnico in modo tale da non avere la congiunzione dei due intonaci sullo spigolo. Per quanto riguarda l'impostazione di un progetto di intervento sulle superfici, la partenza da uno stato di fatto complesso in realtà richiede una conoscenza basata sulla mappatura delle murature, basata sulla mappatura dell'intonaco di rivestimento, in modo da comprendere, e anche una lettura stratigrafica, in modo da comprendere l'evoluzione che ha avuto l'edificio. Per l'edilizia storica è difficile avere edifici che si siano conservati nel loro assetto originario, ma hanno avuto delle riscritture nel tempo che sono diventati quindi dei palinsesti. Come vedete l'edificio a sinistra che aveva un riassettamento di tutte le aperture, ma anche con intonaci che avevano periodi diversi legati proprio alla fase diverse che ha avuto nel tempo. Saltare questa fase di conoscenza vuol dire, come dire, annullare la storia dell'edificio e quindi diventa un edificio anonimo. Se questo è il risultato di un cantiere complesso, come era questa facciata di una casa molto semplice, in realtà la mancata riconoscimento della complessità della superficie va a chiudere la possibile leggibilità della sua trasformazione che ha avuto nel tempo e anche delle sue caratteristiche principali. E per cui in realtà non bisogna affidarsi a concetti come che il nuovo dura più dell'antico o che offre maggior decoro e convenienza economica. E anche un altro elemento che ho riscontrato, si pensa, è che maggiore lo spessore, maggiore sia la durata. Altro equivoco si fa fra il valore che viene dato all'intonaco, cioè se ha pitture murali policrome ha un valore, se non ha pitture policrome non ha valore. In realtà ogni intonaco storico preottocentesco ha un valore tecnologico di durata nel tempo. Oggi nessuno vi può garantire un intonaco di 500, 300, 200 anni. E sono intonaci che invece hanno, io considero minori, ma che invece vanno conservati. Abbiamo già visto i cambi di spessore e di stratificazione. Un approccio che si può avere nell'aggiunta di materia in modo comunque da evidenziare la storia dell'edificio, dei suoi assetti eventuali avuti nel tempo, è scomporre il problema pensando all'aggiunta di materia che viene fatta. Conservando l'intonaco storico, io posso aggiungere materia sulla parte di intonaco rimasta, ma la posso aggiungere in forma trasparente, ma coprente anche all'opposto, con tutta una serie di gradazioni intermedie, semitrasparente, velante, eccetera. Posso aggiungere materia lungo i bordi dell'intonaco storico, ma anche qui può essere compatibile, materia simile, lavorata bene, o materia incompatibile, cementizia, eccessiva, lavorata male. Posso anche ragionare in termini di aggiunta di materia nelle zone rimaste libere dall'intonaco storico, le cosiddette lacune. E allora qui si possono creare delle categorie, le microlacune, le macrolacune, lavorare sull'evidenziazione o meno di queste lacune. Quindi portando a una scala di 6 livelli di gradazione della leggibilità stratigrafica, posso ragionare in termini di
LS0, leggibilità stratigrafica nulla, quando io ho un rinnovo completo introducendo un nuovo intonaco o addirittura demolendo il vecchio. E poi man mano che aggiungo materia, anzi dovevi ragionare in termini dall'opposto, dalla LS5, cioè la massima leggibilità stratigrafica, dove aggiungo materia solo lungo i salvabordo e poi posso aggiungere protettivi trasparenti. Aumentando la materia posso andare a velare, andare in sottofilo, a velare, aggiungere materia invece che va a filo, poi aggiungere materia che va in sovrafilo, fino alla materia che invece va a nascondere ciò che era di preesistente. Per cui come indicatore di qualità direi che la leggibilità stratigrafica diventa un elemento identificativo della intenzionalità dell'intervento, quanto è stato valutato la stratificazione esistente, ma anche nel rispetto dei criteri oggi riconosciuti dalla conservazione. Oggi però parliamo anche di efficacia nel tempo e di sostenibilità, perché comunque usare materiali tradizionali vuol dire rientrare, come dire, nella sostenibilità ambientale. Partiamo dal livello di minimo intervento, portando degli esempi. In questo caso abbiamo una muratura gotica con le sue tracce di Regalzière, di cui è rimasto solo in parte lungo i giunti, e un intonaco in cociopesto aggiunto nel 600 probabilmente, e di cui l'intervento ha previsto solo la stesura di un salvabordo con materiale simile, ben lavorato, schiacciato, con minimo aggiunta di materia. In questo modo mantengo una leggibilità stratigrafica delle fasi che ha avuto questo edificio. Posso avere mantenimento della leggibilità anche quando vado a risarcire i giunti che si sono scarniti, faccio vedere sia i giunti originali che avevano le loro stilature, le loro tracce di Regalzière, però differenzio ad esempio nei nuovi giunti la lavorazione semplificandolo, non riproduco le stilature, ma usando comunque una materia simile vedo chiaramente le differenze. Aggiungo protettivi trasparenti, un'acqua saponata su intonaci asciutti, secchi, antichi, va preceduta dalla stesura di acqua di calce, anche a più mani, perché l'intonaco storico si è arso nel tempo, ha perso la sua capacità di chiusura della porosità, quindi devo arricchirlo, consolidarlo in qualche modo con l'acqua di calce, un prodotto semplicissimo derivato dalla calce. Esiste l'acqua di calce sovrassatura, quelle delle vasche di stagionatura, la stesura dell'acqua di calce e poi con l'ultima mano di acqua di calce a seguire l'acqua saponata permette di ottenere una idrofobicità della superficie. A sinistra vedete un caso di intonaco in sabbia antico e a destra una superficie muraria che da bagnabile diventa idrofoba con la stesura di acqua di calce e di acqua saponata. Un altro caso, che poi è lo palazzo che ha fatto vedere anche Giorgio prima, il Palazzo Maffetti Tiepolo a San Polo, dove abbiamo fatto le prove di recupero, verifica della protezione dell'intonaco storico, il marmorino, che è distinguibile nelle due aree 1 e 2, un'area più conservata del marmorino settecentesco e un'area più erosa, e poi di una terza area dove c'è un marmorino steso negli anni 70, spugnato. In queste tre aree sono state verificate il grado di idrofobicità o di bagnabilità, aggiungendo più mani di acqua di calce, arrivando fino alla quarta mano, da cui poi è stato deciso di stendere l'ultima con l'acqua saponata, si è ottenuta una superficie idrofobica. Vedete che non si formano più le macchie della bagnabilità. Quindi aggiunta, recupero, rivitalizzazione dell'intonaco storico a calce con materia simile, acqua di calce e un protettivo che nella tradizione
in realtà reagisce con la calce stessa. Il sapone reagisce con la calce diventando saponato di calce, e quindi viene fissato perché è steso a fresco sull'acqua di calce. Anche nella versione di intonaci policromi, un campione di prova di più mani di acqua di calce, poi con l'ultima di acqua saponata, ha permesso di ottenere una superficie idrofobica anche su una fice di intonaco policromo della seconda metà del 400. Passando all'aggiunta di materia come in forma di velatura, qui vediamo un intonaco eroso, un ex regalziere eroso, che però per rendere di nuovo, dare un'omogeneità di lettura tra l'intonaco e la muratura, e proteggendo tutte e due, la velatura, quindi un impasto diluito simile a quello preesistente, permette comunque di mantenere la leggibilità delle due tipi di supporto. Anche qui un esempio di come il pannello di intonaco in marmorino su corciopesto, una volta pulito e velato con marmorino diluito, permette di far leggere la tessitura muraria anche la tessitura delle picchettature. Oppure l'aggiunta di materia in sottofilo mi permette di far leggere anche le forme di degrado, il floss tectori, e quindi di poter mantenere la storia dell'edificio. Anche a livello di fessurazioni che si sono avute nel tempo, oppure in alcuni casi possono essere aggiunte in sottofilo anche per evidenziare le forme di distacco, quindi mantenendo anche quelle che facilmente oggi andrebbero demolite, i bordi demoliti. Quando io invece aggiungo materia a filo, vedete che la luce è diversa, non si evidenzia più le differenze fra il vecchio e il nuovo, però in qualche modo mantengo la leggibilità dei bordi. Quando invece cedono alla materia, perdo la leggibilità dei bordi, anche perché viene sporcata dalla materia nuova sul vecchio. E quindi questo, come dire, stiamo passando a un livello di non accettabile di intervento. Tanto più se lo stato originario era questo, con un marmorino settecentesco che aveva la sua continuità, magari in alcune aree distaccate, però la rimozione di molte aree e addirittura l'aggiunta di salvabordo incompatibili, cementizi, grigi, sulle aree, sui bordi tagliati artificialmente, diventa un intervento improprio. Così come l'aggiunta di troppa materia sulle lacune, distinguendo fra le lacune macro e le lacune micro, perché le picchettature non sono state riempite e invece la logica porta a evitare i punti di ingresso dell'acqua. Qui invece è stato un lavoro, come dire, da architetto astratto che non ha invece guardato il fondamento tecnologico. Così come operazioni che un tempo si facevano più spesso sono i ritagli a finestra sull'intonaco storico del nuovo intonaco o a macca di leopardo, quindi sempre però in sopraffilo. Ma le sostituzioni diventano la cosa più grave, perché sostituire un intonaco che ha 3, 4, 500 anni comunque non diventa pari a quello che noi andiamo ad aggiungere. Vedete che in questa sostituzione già l'intonaco ha avuto dopo pochi anni il suo degrado, il distacco adesso è ancora più avanzato. Così come sostituzione di intonaci settecenteschi con abbassamento di livello di qualità negli impasti, nelle lavorazioni, con perdita dell'identità dell'edificio, ma con errori anche madornali, ad esempio nella riproduzione delle fasce, che sono sfasate nel loro raccordo, qui sfasate e qui addirittura con una sporgenza di una rispetto all'altra. Ma vedete la qualità, proprio la mancanza di lavorazione, il mancanza di rispetto proprio questo è lo stesso punto prima e dopo.
Ma altre sostituzioni di questo tipo, capite che questi intonaci hanno una caratteristica di aver durato centinaia d'anni. Questo intonaco non durerà mai centinaia d'anni, non è schiacciato, non è idrofobico, riproduce, ha dettagli non controllati, lungo le finestre in particolare, l'acqua può entrare in questi punti che sono già in parte distaccati, e comunque va a sostituire colori che prima non c'erano, marmorino settecentesco rispetto a un intonaco premiscelato giallo e arancione. Ma anche le velature possono essere eccessive quando si aggiunge una velatura su una policromia, tra l'altro di un affresco di Veronese, che va a coprire la stessa leggibilità del disegno architettonico dato dal finto paramento che è stato studiato appunto da Veronese. Per cui possiamo però ragionare in termini di superficie parlante o vibrante, perché la trasparenza degli intonaci storici possono essere di tipo artificiale ma anche di tipo naturale. Artificiale è quando io riproduco la finta tessitura muraria, naturale quando si erode la parte della superficie e fa vedere gli strati sottostanti, come in questi casi. E nelle modalità che oggi possiamo raggiungere possiamo avere una riproduzione di forme di trasparenza, quindi a spessore sottile per far vedere la tessitura muraria con la stesura mantonda, a spessore disomogeneo e parzialmente coprente, in questi due casi, oppure riproducente una tessitura di un cocciopeste eroso o una velatura. E venendo all'ultimo caso finale, anche questo fatto con Giorgio, vedete come può apparire in origine un fronte esposto a nord e un fronte, lo stesso fronte dopo l'intervento, appare come omogeneo, perché questo è stato uno degli obiettivi da ottenere, ma mantenendo la leggibilità della tessitura degli intonaci storici. Aveva tre forme di degrado. Una era stata in alto una sostituzione dell'intonaco storico in marmorino su cocciopesto. Nel secondo livello c'era una perdita del marmorino ed era rimasto solo il cocciopesto. Nella terza fascia c'era il marmorino picchettato che faceva vedere il cocciopesto. La parte più bassa era stata protetta da questa alta vegetazione che l'ha permesso di conservarsi. Dopo prove di velatura con impasti di marmorino diluiti è stata scelta la soluzione a una diluzione a 1/3, più coprente rispetto a una velatura con diluzione a 1/10, e dalle prove poi di cantiere a distanza per percepire le differenze fra una soluzione e l'altra. Dallo studio poi anche della situazione, stato di fatto, vedete che da questa situazione della fascia intermedia, della fascia bassa, marmorino su cocciopesto, alla fascia intermedia del cocciopesto molto eroso, dopo aver fatto tutte le operazioni di rimozione degli intonaci incompatibili, pulitura, riempimento delle lacune, delle piccole lacune, delle macro lacune. Da questa situazione appunto di riempimento sotto filo si è giunti a una situazione di velatura dell'intera superficie con intonaco, con un impasto di marmorino diluito. Quindi questa è la situazione finale, questa è la situazione iniziale, situazione finale. E anche per la zona intermedia al piano terra. Per cui mentre in lontananza, come vi facevo notare, appariva una superficie omogenea bianca, perché questa è era la richiesta del committente, in realtà nella vicinanza appare una superficie articolata nella sua storia, nella sua articolazione sofferta anche, però come dire, protetta da questa velatura.
E tutto questo materiale in realtà poi è confluito con tanto altro nel libro curato appunto da me, Francesco Trovò, Francesco Doglioni e Paolo Squassina. Con questo vi ringrazio. Solo un intonaco, no? Invece dietro questo intonaco, come ci hai mostrato Luca, grazie, abbiamo una grande ricchezza di dettagli, di variabili in termini di impasto, di giunto, di protettivi, di trattamento di angolate, di marcapiano. E lasciatemi dire che non basta avere un vincolo per proteggere questi elementi, proprio perché non sempre gli strumenti che abbiamo sono sufficienti anche per individuare i valori, e anche perché sono indagini, sono processi di conoscenza che richiedono molto tempo e sguardi molto esperti, e non ci sono norme che vanno nella direzione di proteggere in modo capillare questi elementi del costruito veneziano. E quindi prevalentemente è una questione di cultura, lo dicevamo all'inizio dell'incontro di oggi, e quindi questi studi che oggi condividiamo senza diciamo, peccare di passatismo, ma semplicemente mostrando cose che la città oggi stesso mostra, e crediamo che questi studi possano indirizzare sì, la conservazione, perché bisogna fare un'arca di Noè delle cose che sono rimaste. Io adesso non so su quanti casi ti sei basato per mostrare questa variazione, questa variabilità di situazioni. Centinaia. Indirizzano anche l'integrazione, cioè le situazioni in cui qualcosa si è conservato ma in modo parziale, e soprattutto, e aggiungo, che indirizzano anche quei casi in cui occorre intervenire con dei nuovi intonaci, un po' perché magari in passato gli intonaci antichi sono già stati sostituiti, un po' perché magari li abbiamo completamente perduti. Quindi è una rosa di situazioni che si dipanano da un livello di conoscenza altissimo che insieme a Giorgio Berto avete documentato. Questo libro c'è evidentemente, ne andiamo abbastanza orgogliosi, sono raccontate queste cose, e chiaramente confidiamo agli studenti di entrare in sintonia con questi elementi, e liberi professionisti possibilmente di farne tesoro, e appunto alla platea mi rivolgo per sapere se ci sono delle questioni, delle domande, delle osservazioni. Altrimenti noi vi ringraziamo molto per la vostra presenza, ricordiamo agli architetti di firmare l'uscita, e di nuovo grazie ai nostri relatori. Come stai? Meglio.